Bene, grazie. Grazie ad Elisa, che poi conosco da tantissimo tempo, e grazie anche per l'invito. Allora, io, abbiate pazienza, sarò meno tecnico, nel senso che partendo da una riflessione sull'argomento che mi è stato dato, ho pensato che più che parlare, diciamo così, degli aspetti più strettamente tecnici delle aree di intervento in ambito di cure palliative, anche perché poi seguirà anche l'intervento del dottor Marzolla, si occuperà anche di questo, forse era più utile parlare un po' delle motivazioni e del senso che sostengono il nostro agire all'interno delle cure palliative in tre contesti fondamentali, che sono quelli: il contesto clinico-assistenziale, il contesto clinico, se vogliamo in parte, ma psicologico-relazionale, quello che poi riguarda un po' questa realtà, che è un po' l'elemento centrale vincente, se vogliamo, quello dell'umanizzazione e dell'etica pratica poi, perché ci sono dei problemi che ci troviamo a dover affrontare, che sono cogenti e concreti nella quotidianità di ogni giorno. Allora, permettetemi di partire da una riflessione, da una presentazione. Allora, non vorrei far danni. Per andare giù qui si preme, tu che l'hai già usato, per andare giù qui dov'è che... Guarda, ci sono queste freccine, questa, ecco, no, questa. Ecco, vabbè, insomma, concesso. Allora, i miei figli direbbero, come al solito, sei un imbranato, ma abbiate pazienza. Dunque, partiamo da una considerazione molto semplice, la medicina. Allora, intanto un concetto fondamentale: la medicina non è nuova né estranea né alla morte né al processo del morire. La malattia ci rimanda storicamente a questo aspetto, alla morte e al morire. E quindi anche storicamente si è sempre confrontata con il dolore non solo strettamente fisico, ma anche il dolore inteso in quella, diciamo così, dimensione più globale, che è molto vicino al concetto di sofferenza. Cos'è cambiato però negli ultimi 30 anni, forse anche più, nella seconda metà del secolo scorso? Beh, intanto c'è stato l'avvento delle specializzazioni, la tecnologia applicata all'ambito del campo medico, con sicuramente grandi risultati, però dall'altra parte anche con il rischio di perdere, diciamo così, dal punto di vista del paziente, dal punto di vista proprio della sua globalità, l'ammalato dal punto di vista della sua globalità. E talora, a proposito di terapie e di trattamenti, tutto ciò si concretizza anche nella difficoltà di identificare il limite. Qual è il limite? C'è stato poi un cambiamento culturale nei confronti della morte e del processo del morire. È molto bello un testo ormai datato però di Paolo Cattorini, La morte offesa, dove viene descritta questa morte allontanata, morte negata, morte intubata, no? Che è un po' il frutto della cultura anche del nostro tempo. Non ultimo il cambiamento della struttura della famiglia. Noi oggi assistiamo, ovviamente, molto spesso anche a livello domiciliare ce ne accorgiamo, le difficoltà di presa in carico di un ammalato sono strettamente legate alla povertà del tessuto, degli affetti di chi si fa carico dell'ammalato. E poi cosa è cambiato ancora? Una maggior aspettativa di vita. L'Italia è il terzo, mi pare, paese o secondo paese più longevo al mondo, assieme al Giappone, l'Australia e quant'altro. Per le donne, ovviamente, siamo ben sopra gli 80 anni, siamo intorno agli 84, 82, 84 anni, però comunque gli uomini stanno lì vicino. E poi, non ultimo, la presenza in una persona, in un ammalato, di più patologie concomitanti. Quindi un andamento anche cronico della malattia. E questo, credetemi, comporta dei riscontri, delle difficoltà anche in termini di gestione non di poco conto. Allora cosa dobbiamo cambiare e cosa sono cambiate? C'è un aumento dei bisogni sicuramente di natura, tra virgolette, strettamente medica, ma assistenziale, dei bisogni sociali e soprattutto dei bisogni anche intesi in termini di relazioni. La relazione e l'aspetto appunto relazionale all'interno delle cure palliative assume un ruolo fondamentale, non solo competenze, non solo interventi ovviamente che chiediamo in termini tecnici, ma anche l'aspetto relazionale
è estremamente importante. Guardate poi, a proposito di longevità, guardate un po' cosa accade oggi, o meglio no, cosa accade oggi. Dobbiamo un po' stratificare anche l'aspettativa di vita sulla base delle traiettorie di malattia. Mica si muore tutti allo stesso modo e con le stesse modalità. Ci sono patologie che hanno traiettorie particolari. Guardate, la linea blu è quella dei pazienti neoplastici. Il paziente neoplastico si porta via benino, passatemi il termine un poco accademico, per un lungo periodo di tempo per poi declinare molto molto rapidamente. Pensate cosa vuol dire questo da un punto di vista dell'organizzazione e del mettere in atto una serie di interventi anche in termini di previsione di traiettorie di malattia. La lineetta, la tratteggiata rossa riguarda le patologie con grave danno d'organo, per poi, ahimè, ancora più complessa la cosa, qui se ne parla spesso in cura palliativa, per quanto riguarda tutte le malattie diciamo, passatemi il termine, di ordine psicogeriatrico, non ultime, anzi per prime le demenze, dove questo ammalato parte già con un performance status molto basso, o meglio, da un punto di vista dall'inizio, ma al tempo stesso seguito nel tempo, e questo peggioramento declina via via lentamente. Pensate all'impatto a livello familiare e sul caregiver. Allora, per questi pazienti e per le loro famiglie è necessario quindi che si sviluppi un'organizzazione capace di modellarsi sostanzialmente sui loro bisogni e di adattarsi ai cambiamenti che una malattia evolutiva impone, oggi più che mai. Le cure palliative cosa c'entrano? Beh, le cure palliative c'entrano molto in questo contesto, appunto perché nascono ovviamente sul modello oncologico che è prevalente, però una buona percentuale di pazienti che sono destinatari di cure palliative sono pazienti non strettamente oncologici. È vero che più del 90-95% dei pazienti presi in carico attualmente sono ancora oncologici, ma non sono solo oncologici. Allora le cure palliative sono appunto quella, come già ribadito da altri relatori, quella risposta appropriata ai bisogni di pazienti inguaribili, con l'intento di garantire questa miglior qualità di vita e ovviamente un'adeguata assistenza al malato e alla sua famiglia, quindi un malato contestualizzato. E il paradigma di riferimento alle cure palliative è proprio questo: quando non si può guarire si può ancora curare, in un concetto di cura che è molto molto più ampio, che è quello di farsi carico dell'ammalato a 360 gradi, questo lo insegnate voi, non solo da un punto di vista strettamente dei bisogni fisici, ma anche per quanto riguarda tutti quegli aspetti psicologici, relazionali, riabilitativi, sociali, cioè un malato, torno a dire, che è contestualizzato all'interno di un nucleo familiare, se questo è possibile, ma in un contesto ben più ampio che lo circonda. Quindi la stessa struttura organizzativa, per esempio delle cure palliative, così in hospice come può essere a livello domiciliare, è in qualche modo orientata a che cosa? Alla centralità della persona. E quando si parla di persona al centro si parla fondamentalmente di relazione forte o comunque queste relazioni dovrebbero essere relazioni forti. Indirettamente a significare questo mi sono permesso di inserire questo istogramma che è un po' datato, 10 anni, è uno degli obiettivi di uno studio che avevamo fatto su 220 persone, adesso non entro nel dettaglio, nel particolare, però sulle direttive di fine vita. Quando a una delle tante domande si chiedeva a chi demanderesti eventuali decisioni, la totalità o quasi la totalità praticamente degli ammalati rimandava o a un coniuge o al figlio o ai genitori la necessità di avere chi potesse condividere con loro queste decisioni. Questo indirettamente a significare cosa? Che c'è la necessità di una relazione forte e stringente, anche lì dove devono essere prese decisioni molto importanti. Allora cosa facciamo? Dobbiamo sicuramente valorizzare e rispettare, in qualche modo, sviluppare tutte quelle che sono le dimensioni della persona in questo contesto. E quali sono queste dimensioni? La dimensione clinico-assistenziale, quindi un'attenzione particolare a quelli che sono i sintomi fisici, il dolore ma non solo,
Pensate all'importanza di saper trattare bene tutti quei sintomi che hanno un impatto importante sulla qualità di vita, soprattutto negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo di vita. La dimensione psicologica nell'asse, scusate, paziente, malato, chiamiamo, io odio sentir chiamare il paziente utente, perché ormai imperversa questa abitudine, no? L'utente. Allora, l'ammalato, nell'asse ammalato, famiglia, equip di cura e naturalmente con tutte le dinamiche che voi sapete bene all'interno di ciascuno di questi ambiti. La dimensione sociale, pensate per un soggetto giovane cosa vuol dire essere sradicato improvvisamente dalla sua dimensione sociale. E la dimensione spirituale, dove in termini più ampi si potrebbe intendere la ricerca di senso. Non dobbiamo dare le risposte, dobbiamo mettere la persona nelle condizioni di poter ricercare il suo senso in questa fase. Quindi, ecco che allora cambia completamente l'ottica. Io dico, le cure palliative sono un modello vincente, o comunque che fino ad ora è andato bene, ma perché? Perché partendo da questi presupposti è riuscito, pur con tante anche sbavature, però è riuscito a sviluppare un po' questi aspetti. E allora diventiamo non solo fruitori ammalato o erogatori professionisti della salute di prestazioni, ma diventa un luogo forte di solidarietà e umanità, un luogo di incontro tra persone, quindi tra professionisti della salute e persone con bisogni di salute. E allora cosa si chiede a chi lavora in cure palliative, per esempio a livello domiciliare piuttosto che in un hospice, ma insomma cosa si chiede un po' a tutti? Sicuramente prima si parlava di condivisione, la necessità di condividere il percorso, di condividere assieme all'ammalato un qualcosa che ci accomuna, quindi il lavoro d'equipe interdisciplinare, la competenza che non è solo formazione, è importante, ma deriva anche dalla somma, da quello che l'esperienza ci traduce nel tempo, la condivisione delle scelte e qui credo che voi abbiate un ruolo fondamentale, bisogna lavorare tanto anche sulla motivazione. Quante persone, quanti sanitari, pur bravi, a un certo punto non sono motivati o non sono fortemente motivati, anche molto spesso per il contesto organizzativo che non sempre aiuta. Dicevo prima, problematiche particolari, quest'area naturalmente porta con sé anche degli interrogativi etici, qui ne ho elencati alcuni in modo molto così schematico, però qui per esempio il ruolo dello psicologo è fondamentale all'interno dell'equipe. Pensate al senso del limite che non riguarda solo le terapie, quelle intese in modo più aggressivo se vogliamo del termine, ma molto spesso quanto anche nutrizione, idratazione, la semplicissima, apparentemente banale emotrasfusione possono diventare un problema. Per non parlare poi di altri aspetti, soprattutto per quanto riguarda, come diceva il dottor Azzarello, la comunicazione. Comunicare al paziente una prognosi è così semplice? No, non è assolutamente così semplice. E poi via via insomma anche altri aspetti. Allora vi presento in chiusura un paio di lavori che sono stati fatti in questi anni, allora, che richiamano anche per richiamare un po' poi il ruolo secondo me dei vari professionisti, ma in modo particolare poi quello dello psicologo. Allora, questo vabbè, a 5-6 anni, uno studio che abbiamo fatto nel 2010 per valutare la qualità delle cure erogate e, diciamo così, la percezione della qualità delle cure erogate da parte del caregiver al momento in cui il paziente, l'ammalato, decedeva a domicilio o in hospice all'interno di un programma di cure palliative. Allora andiamo a verificare la soddisfazione, il grado di soddisfazione delle cure. Avete nel grafico sopra le cure a livello domiciliare, nel grafico sottostante quelle praticate in hospice. Il livello percepito dell'assistenza e delle cure è estremamente alto, siamo al di sopra del 90% da parte dei familiari intervistati. Questa è una cosa estremamente importante, vuol dire che evidentemente lavorare non solo sulla parte più strettamente delle competenze tecniche, ma anche relazionale, cercando di istituire proprio quella centralità fondamentale della persona, evidentemente incontra e comunque dà i suoi frutti.
E poi abbiamo sempre nello stesso studio si voleva valutare il grado di soddisfazione per le figure professionali, scindendo le due cose, a domicilio e in hospice. Un doppio lavoro, qui a Venezia abbiamo Venezia e Terraferma, Mestre eccetera, abbiamo due sostanzialmente nuclei di cure palliative che lavorano in convenzione e si è andato a vedere il livello di soddisfazione. Il livello di soddisfazione per lo psicologo è comunque alto, però c'è una cosa da dire. Guardate come le differenze per il livello percepito per la soddisfazione siano strettamente legate alla continuità della presenza dello psicologo all'interno del servizio o della struttura e alla frequenza con la quale lo psicologo in qualche modo viene intercettato. Cioè, quanto più lo psicologo è presente, più alto è il livello di soddisfazione da parte di chi deve ricevere, deve essere accompagnato, comunque deve ricevere determinate cure. Tanto che, per esempio, la media all'interno dell'hospice è leggermente più alta proprio perché nella maggior parte degli hospice lo psicologo è presente costantemente. Questo è un altro lavoro che è coordinato dalla più recente dalla dottoressa Cason, che è qui in sala, e che aveva sostanzialmente la finalità del 2015 di intercettare un po' il livello potenziale di ansia e depressione del malato e andare a verificare attraverso questi test di somministrazione, andare a verificare anche nel caregiver il carico assistenziale e anche il livello di stress. Beh, allora vado alla sintesi del dato. Alla sintesi del dato nel senso che forse questo, eccolo qui. Allora, intanto per quanto riguarda la scala ADS, vedete il 70% dei malati partecipanti all'indagine venivano e vengono etichettati con un livello emotivo globale definibile comunque come disturbo d'adattamento, disturbo depressivo maggiore. Quindi vuol dire una percentuale molto alta, quindi andiamo a ripensare anche qui il ruolo all'interno dell'equipe, secondo me, dello psicologo. Per quanto riguarda invece il caregiver, anche qui, a fronte di un caregiver che nel 70% dei casi ha bisogno di supporto, riceve supporto da altri soggetti nella cura e nell'assistenza, anche qui, per quanto riguarda il caregiver, ecco qui, circa il 70% del caregiver, da un'analisi poi dei dati, risultava, per il 70% del caregiver risultava raccomandato, comunque fortemente raccomandato, l'intervento o comunque dello psicologo. In sintesi, e chiudo, un modello che ha come punto di riferimento la centralità della persona, ma non a parole, anche nella sostanza, nell'organizzazione e nella modalità operativa. Secondo aspetto, ripensiamo e rivediamo un attimino i tempi, le modalità di intervento anche dello psicologo, della figura dello psicologo all'interno, alla luce anche di questi dati, all'interno delle cure palliative. E poiché prima ci siamo lasciati con i bambini, io ripresento in conclusione un bambino e spero che non sia stato l'esito del mio intervento questo comunque.